No, vado via allora. No, la domanda è no, io non ho chiesto le cose, però la domanda è cosa è successo oggi a Tiglio in quel di Abano per il tuo Campodarsio? Abbiamo fatto una bruttissima partita, hanno vinto meritatamente, erano primi su tutti i palloni, fase offensiva, in mezzo al campo, anche davanti ne siamo riusciti a fare sicuramente delle grandi giocate, quindi merito a loro, complimenti all'Abano, hanno meritato. Senti, per me tu l'avevi presagita che oggi era una giornata dura, adesso ti parlo professionalmente, perché nel chiederti l'ospite, nel chiederti questo mi hai detto Giorgio aspetta, presagivi che oggi sarebbe stata una giornata non delle migliori, avevi già capito durante la settimana che oggi poteva succedere qualcosa di strano? Per me l'avevi già capito Attilio, perché insomma al di là degli scherzi e le cose eri un po' preoccupato, se lo eri per quale motivo lo eri? No, Giorgio, loro erano una squadra molto veloce, rapida e ci ha messo in difficoltà. Noi abbiamo commesso degli errori in fase difensiva e loro hanno sfruttato tutti i nostri errori. Qualcosa davanti a noi è venuto meno. È inutile parlare dell'arbitraggio che ci ha dato il rigore che non c'era e forse ci doveva dare uno al primo tempo, però non c'entra nulla. Gli arbitri ci sono, ti danno e ti tolgono, non ci interessa. No, vabbè, chiaramente che l'arbitro abbia anche sbagliato, però prendere 4 gol non è da No, ma non c'è stata partita. Esatto, Giorgio. non è da Campodarsio, questo è la cosa. Ti preoccupa questo risultato? Guarda, allora intanto abbiamo fuori Beccaro nella prossima partita contro il Mestre. Quindi è naturale, io credo che tutte le partite ci debbano preoccupare perché questo campionato è molto equilibrato. Il Mestre ha vinto 1-0 col Cordenonso, la Triestina ha pareggiato in casa con la Feltrese. È un campionato sicuramente equilibrato. Queste partite dobbiamo migliorare nella fase difensiva sicuramente e anche le fraggesi a mezzo al campo. Lo sappiamo. Lo sapevamo, continueremo a lavorare. Domenica ci mancheranno sia Lebra che sconterà l'ultima classifica, l'ultima giornata di squalifica e Beccaro ovviamente. Però ecco, questo è quanto. l'arrivo di Lebrian, anche se squalificato visto oggi, si capisce perché il Campodarsio ha fatto un acquisto in difesa, perché molto probabilmente avevi ragione tu, aveva necessità di rafforzarla molto probabilmente. Sicuramente, ma oggi però diciamo che non saprei chi salvare della squadra, quindi non è un reparto che è stato sottotono, siamo tutti quanti, siamo stati tutti sottotono, io per primo ovviamente, perché questa squadra l'ho fatta io, quindi io per primo devo ragionare su alcune situazioni. Vabbè, può anche essere positivo una sconfitta, ma è motivo anche di ragionamento, insomma, può anche ritornare utile. Ci sono ancora 31 partite, dai. Sì, all'inizio, d'accordo. Grazie a Tino Giamenti. Grazie a te, grazie a voi, ciao a tutti. Ciao. Vabbè, Elisabetta.